La mia idea è quella di dare voce alle varie parti in causa per trovare un'intesa che faccia bene al nostro territorio. Il Montello è di chi lo ama e di chi ha deciso di vivere e lavorare in questa zona. Certo è che la visitazione da parte di turisti e ciclisti è un bene per il suo sviluppo. Il buon Dio ci ha regalato un'area con molte caratteristiche uniche. Se vogliamo un po' di storia, basta tornare al tempo della Serenissima per comprendere quanto quest'area è stata importante. Il Montello per me è pura emozione. Pensieri e parole di Walter Crema, noto ristoratore trevigiano che ha deciso di lanciare la prima edizione di Emozioni, una manifestazione che dal 18 ottobre scorso fino al 3 dicembre 2010 coinvolgerà l'intero Montello. Emozioni è un evento composto da iniziative dedicate a poesia, narrativa, cucina, pittura, scultura, mosaico e dibattito. Simon Benetton, Lino Fiorentin, Gian Domenico Mazzoccato e Vincenzo Vanin, Eugenio Manzato, Adriano Gionco sono gli artisti ed intellettuali coinvolti. Si è da poco chiuso il secondo appuntamento che ha focalizzato l'attenzione sull'identità del Montello attraverso un interessante talk show che ha visto confrontarsi i sindaci di Giavera e Crocetta del Montello, Massimo Panighel, presidente del team Pedali di Marca, il presidente del gruppo archeologico del Montello Tarcisio Zanchetta, il comandante della stazione della Guardia Forestale di Volpago di Montello e il ristoratore Walter Crema. Il dibattito è stato interessante, spaziando dalla storia alla cronaca recente, che ha riempito le pagine dei giornali di polemiche sull'uso selvaggio delle colline del Montello. Diversi sono stati gli spunti colti dai cittadini ed istituzioni per promuovere iniziative future a favore della riscoperta e valorizzazione dell'area collinare. Ma l'evento Emozioni non finisce qui. Sabato 27 novembre le storie e i sapori del Montello saranno protagonisti della serata con Gian Domenico Mazzoccato e quanti parteciperanno alla cena potranno portare a casa il libro del noto scrittore trevigiano. Il 3 dicembre si terrà invece la serata conclusiva, nella quale verrà presentata la raccolta di poesie La vita nascosta del Montello, a cura dei poeti del SIL, presentati da Adriano Gionco. La serata avrà inizio come sempre alle 20:30 e sarà seguita da una cena a buffet con i prodotti stagionali del Montello. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.lacucinadicrema.it. APVF, l'Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto-Friulani, è una delle realtà del settore più autorevoli a livello nazionale. Circa 3.000 produttori agricoli costituiscono il cuore pulsante di APVF, che confeziona e commercializza le loro produzioni. Si tratta di vere eccellenze dell'ortofrutta, alcune delle quali a marchio IGP, che trovano spazio nei mercati tradizionali di casa nostra, ma anche in Europa e fuori dai suoi confini. Oggi APVF continua ad investire sulla qualità per garantire a clienti e consumatori prodotti certificati e garantiti, guardando al futuro con positività. Si guarda il futuro con positività perché c'è una base sociale molto coesa, molto vicina all'azienda. Stiamo investendo molto in macchine, in impianti e il nostro obiettivo è quello di ridurre la filiera tra il produttore e il consumatore e quindi noi andremo sempre più vicino al consumatore finale con un prodotto finito. Lo stesso presidente Rossi conferma la volontà dell'Associazione di Produttori Veneto-Friulana, che ha la sua sede principale a San Polo di Piave, di guardare al mercato quindi con la volontà di costruire una filiera corta. Raccolta diretta, si lavora qui in confezioni da 4, 6, 8, dipende, cassettine da 1 kg, 2 kg e si manda subito in distribuzione. E questa è una garanzia di prodotto fresco, di qualità e genuinità. Dal campo alla tavola con prodotti tipici nostri. Abbiamo cambiato strategia, non si va più alla grande distribuzione attraverso un'azienda di servizi, ma si va in diretta attraverso i produttori. I produttori fanno della differenza e il territorio ci aiuta molto per questa differenza. APVF quindi resta legata alla propria missione, che vede in cima alla lista delle priorità la soddisfazione dei suoi soci produttori e dei consumatori finali. La sfida e la vittoria passa attraverso un prodotto e un territorio. Noi abbiamo dei prodotti IGP, dei prodotti meravigliosi. È importante che i consumatori acquistino i prodotti di stagione e questa è una garanzia.
Ed eccoci rientrati per le conclusioni di questa prima parte. Con me due ospiti di eccezione, il presidente della cooperativa Il Quadrifoglio, Tullio Giacomini, che già abbiamo conosciuto, è un amico di Cronache Trevigiane, e il prosindaco di Treviso, Giancarlo Gentilini. Perché loro due insieme? Perché voglio parlare adesso di iniziative come queste per la città di Treviso, una città che è sempre aperta alla sua imprenditoria, ai suoi cittadini, ai suoi gusti, ai suoi sapori e anche alla solidarietà. Vedi, questo è un inno al nostro artigianato, quell'artigianato che è sempre stato la colonna portante dell'economia della provincia. Il miracolo del nord-est, che ne dicano, è partito dall'artigianato, e l'artigianato odierno rappresenta le cornie che sono sopra le tavole, perché prima un vivere deinde filosofari, prima bisogna star bene e poi si possono fare programmi e progetti. Che adesso allora andiamo a sentire, perché Treviso è una città viva, è una città soprattutto che sa fare dei propri progetti, dei progetti che diventano progetti comuni. In questo caso gli artigiani ancora una volta stringono un patto di ferro con la cooperativa Il Quadrifoglio, giusto? Sì, questo è anche un inno alla solidarietà, e questa solidarietà Treviso l'ha sempre dimostrata con molta simpatia nei nostri confronti, e questo collegamento con la Confartigianato per noi è effettivamente, va al di là del rendimento economico che può portarci. È un'azione che ci porta a una collaborazione importante, interessantissima, che è la collaborazione con la parte viva, attiva della città. Una città quindi molto attenta, sarà orgoglioso il prosindaco Gentilini, e auguriamo chiaramente lunga vita a manifestazioni come questa. Ringraziamo gli artigiani, io ringrazio invece i miei due ospiti, sono stati gentilissimi. Adesso un po' di pubblicità e poi nella seconda parte Luca Pinzi ci porterà alla scoperta del mondo invece delle grappe e dei distillati, con distillerie aperte e un premio fuori classe davvero speciale. Ciao! Comincia quindi la seconda parte di Cronache Trevigiane. Come detto, siamo a Visnà di Vazzola, in questa distilleria di Roberto Castagnier, sfruttando l'occasione di distillerie aperte per parlare di cosa? Beh, per parlare di grappa, ma soprattutto di bere consapevole. Ci siamo mai chiesti quanto si può bere e rimanere all'interno dei limiti consentiti dalla legge? Beh, scopriremo tra poco qualcosina a proposito, e scopriremo anche il nome del vincitore del premio Fuoriclasse 2010. A tra poco. Asino, dicevano una volta le maestre agli scolari svogliati, un epiteto che non rende giustizia a questo straordinario animale. Sulle colline di Marostica, nell'ambito della manifestazione Fattorie Didattiche Aperte promossa dalla Regione Veneto, i ciuchini sono stati i veri protagonisti di giornata, scatenando l'entusiasmo di bambini e genitori. Sentiamo Maurizio Radin dell'azienda agricola La Pachamama. È nata anche l'idea di poter offrire, anche dal punto di vista turistico, una forma di passare una giornata diversa insieme all'asino, camminandoci a lato, e vedo che è una cosa che riesce molto soprattutto con i bambini, perché il fatto che ci siano gli animali accanto a loro ci permette di fare tanta strada e i bambini neanche si accorgono della stanchezza. Cerchiamo anche di proporre delle riflessioni su quello che dovrebbe essere una corretta relazione con l'ambiente. Ecco l'opinione della gente su questa giornata particolare. Meravigliosa, visto che una bimba di 4 anni riesce a fare tutto il sentiero portando gli asinelli, divertendosi e vedendo la natura. Erano un po' scettici i bambini, però poi vedendo gli asini, vedendo la compagnia, credo che l'entusiasmo che hanno dimostrato ci ripaga un po'.
dell'alzatina anche di domenica. La Regione Veneto crede in modo deciso all'iniziativa Fattorie Didattiche Aperte, un'occasione per le famiglie per passare una giornata diversa all'aria aperta e per far conoscere ai più piccoli il mondo dell'agricoltura, quella vera, fatta ancora di uomini, di animali, di saperi secolari e sapori genuini. Ai nostri microfoni l'assessore regionale al turismo Marino Finozzi. Credo che sia un'occasione importantissima da un punto di vista formativo, soprattutto per quelle fasce d'età che ancora non hanno avuto l'opportunità di conoscere una fattoria, di capire qual è il valore aggiunto che l'uomo dà all'alimento e qual è la qualità degli alimenti che sulla tavola di tutti i giorni trovano.